Oggi Fratelli d'Italia non ha paradossalmente nemmeno bisogno di un capolista, tanto sono forti le liste in ciascuna provincia che oggi possiamo ragionevolmente pensare ad alchimie che non siano riempire la lista, e quindi credo che questo sia una cosa straordinariamente importante per chi come me preferisce gestire sempre l'abbondanza piuttosto che la penuria. Per il partito della Premier sono quindi lontani i tempi in cui si faticava a chiudere le liste, talmente lontani che oggi non c'è nemmeno la necessità di ricorrere a un capolista, cosa che per inciso la Lega fa con Luca Zaia e Forza Italia con Flavio Tosi. Quella di Luca Zaia, numero 1 dei meloniani in Veneto, sembra dunque una stoccata agli alleati del centrodestra, ma lui, ospite delle nostre emittenti, la spiega così. È una stoccata a chi dice che Fratelli d'Italia non ha classe dirigente. Ce l'abbiamo, lo dimostreremo e lo dimostreranno le preferenze che usciranno in ciascuna delle province. Alleati tra i quali c'è però un'innegabile competizione interna. Al Palageox lo stesso Salvini ha chiesto alla sua Lega di essere primo partito in Veneto. Salvini fa il suo gioco, è quello di spronare le truppe, soprattutto per recuperare quel gap che esiste a politiche ed europee che vede Fratelli d'Italia in questo momento oggettivamente più avanti. E per rimanerci più avanti, Fratelli d'Italia punta molto, se non tutto, sugli amministratori locali. A Treviso, come da prassi, è scattato il commissariamento della segreteria provinciale, visto che Claudio Borgia è candidato. Con me c'è per esempio Marco Della Pietra, che è il sindaco di Spresiano, c'è Arnaldo Pitton, sindaco di Meduna, c'è la Silvia Rizzotto, già sindaco di Altivole e consigliere regionale. Probabilmente ci sarà l'assessore di Godega di Sant'Urbano, Francesca Rigo. Insomma, ci sono dei nomi su cui si sta discutendo. L'ultima parola sui nomi spetterà al direttivo regionale, poi la presentazione delle liste provincia per provincia in attesa di Giorgia Meloni. Adesso stiamo cercando una data che non riusciamo a programmare già adesso, visto che tanti sono gli impegni che Giorgia ha nella conduzione di questa nazione. Comunque mi sento di dirla con assoluta tranquillità che insomma o alla chiusura o comunque a ridosso della chiusura Giorgia Meloni sarà in Veneto.